Quinta corsa, la seconda prova dedicata alle Amazzoni di giornata. Sono in 10 al via. 1 Costa Magna Pax, 2 Axel Nib, 3 UFO Gius SM, 4 Aria Pink, 5 Amore Stecca, 6 Amore di Mago in seconda fila, 7 Anakin del Brenta, 8 Briscola Matley, 9 Aboli, 10 Beren. Favorita Beren nei confronti di Aboli, di poco preferita quest'ultima. Sbaglia Aboli dietro la macchina. E si parte con veloce UFO Gius SM che cerca di scavalcare Axel Nib e Costa Magna Pax. Insiste UFO Gius, Costa Magna che allo steccato prova a rinvenire. Si imbocca la prima curva con Costa Magna Pax che rientra ad UFO Gius SM. C'è Axel Nib subito a tiro dei primi, poi in mezzo alla pista anche Amore Stecca. I primi 200 se ne vanno in un veloce 14,8. Con Costa Magna Pax che ha mantenuto lo steccato ed è partito molto bene dalla seconda fila Anakin del Brenta che figura secondo alla corda, progredisce al largo Amore Stecca che si porta allo scoperto 29,8 per i primi 400 metri di corsa. Costa Magna Pax al comando, Amore Stecca di fuori, Anakin del Brenta alla corda precedendo Briscola Matley, seconda pariglia al largo per UFO Gius SM, dopo un 29,8 per i primi 400 metri di corsa, cioè 45,5 per i primi 6. Costa Magna Pax in vantaggio, Amore Stecca che attacca all'esterno già al passaggio davanti alle tribune, ne viene fuori una corsa con ritmo molto sollecito, insiste all'attacco Jessica Bevilacqua su Michela Rossi che si difende alla corda, 1 minuto e 4 decimi per i primi 800 metri. Inizia a muoversi in mezzo alla pista dalle retrovie Beren che sposta al largo quando siamo al chilometro, passato in 1,16,2 con una frazione in 15,8. Attacca Amore Stecca, sposta dalla corda Anakin del Brenta che va in terza ruota e aggira le prime due che se le sono date nei primi metri di corsa e ora ovviamente sono stanchi. Passa Anakin del Brenta a 400 metri dalla conclusione, interviene a centropista Beren che aggira Amore Stecca e cerca di portarsi su Anakin che prova la fuga. Poi ancora Costa Magna Pax con coraggio, ancora lì a tiro dei primi. Arriva Beren, prova a difendersi Anakin del Brenta quando siamo a 200 metri dalla conclusione. Anakin che entra in retta, arriva in vantaggio. Beren che attacca all'esterno, poi Costa Magna Pax si difende Anakin. Beren che attacca, Anakin ancora in vantaggio con una da gestire nei confronti di Beren sul palo. Anakin del Brenta che si salva da Beren, mentre per il terzo posto Costa Magna Pax è avvicinata, probabilmente non battuta, da Aria Pink. 1,15,5 ragguaglio cronometrico, il successo di Anakin del Brenta e Francesca Consoli che muove al momento giusto sul calo delle prime due e nel finale si difende dal finish di Beren. Il training è di Antonio Finetti, i colori della scuderia Limitless, il successo di Anakin del Brenta e Francesca Consoli.